Una panchina rossa nella piazza Venezia a Taglio di Po. L'obiettivo di sensibilizzare la popolazione ad un tema purtroppo sempre attuale, la violenza sulle donne, argomento e problema che riguarda tutti i paesi del mondo. Taglio di Po partecipa al progetto TACI, Teatro, Arte e Cultura, Inclusione contro la violenza sulle donne, promosso dall'Auser Veneto con la realizzazione della panchina rossa, messaggio importante contro la violenza sulle donne, unitamente ad altri 50 comuni sparsi in tutta la regione. Quest'anno gli studenti tagliolesi sono stati coinvolti, grazie al supporto della professoressa Roberta Bonvicini, nel colorare di rosso una delle panchine in piazza Venezia e preparati dai loro insegnanti con la messa a disposizione di libri e testi specifici sul tema della violenza di genere da parte della biblioteca comunale. Una sua volontà che deve sempre essere rispettata, e l'approccio che dovete avere anche nei confronti dell'altro è proprio basato su questo, sul rispetto dell'altro, sul rispetto della volontà delle altre persone, sul confronto se avete delle idee diverse, ma sempre nel rispetto della persona.